Cari amici, buongiorno, ben ritrovati a questa nuova serie organizzata dal Comitato Progetto Comune in vista delle prossime elezioni regionali del 23-24 novembre. Come sapete, noi desideriamo sempre dare informazione, fare informazione ai cittadini e lo facciamo con degli incontri individuali in modo che i nostri ospiti possano esprimere le proprie idee, le proprie intenzioni in forma compiuta e quindi in un modo molto più rilassato e convincente. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi il candidato per Forza Italia alle prossime elezioni regionali, Gianluca Forcolin. Buongiorno, amico. Buongiorno a voi. Grazie per averci accettato il nostro invito. Come di consueto diciamo qualche notizia del nostro ospite. Quindi Gianluca Forcolin, classe 1968, vive a San Donà con la moglie Francesca e il figlio Gianmarco, è tributarista e ha uno studio associato appunto nella sua città. Alle spalle ha una lunga carriera politica che lo ha portato a raggiungere importanti funzioni, a cominciare dalla carica di sindaco di Mosile di Piave dal 2007 al 2015 e poi come membro, come deputato della Repubblica nella XVI legislatura dal 2008 al 2013. È stato membro della Sesta Commissione Permanente Finanze e della Commissione per le attività produttive. Dal 2015 al 2020 ha ricoperto l'ambito ruolo di vicepresidente della Regione Veneto con deleghe al bilancio e ad altre importanti funzioni in seno all'amministrazione della Regione. È stato anche presidente del Casino di Venezia, riportando tra l'altro ottimi risultati. La sua carriera politica sempre sul campo e vicino ai cittadini, e questa è una caratteristica di Gianluca Forcolin, lo ha portato a conoscere i numerosi pregi e le bellezze della nostra regione, ma anche i suoi problemi e le sue criticità. Attualmente è coordinatore provinciale di Venezia per il partito di Forza Italia. Bene, se bene, possiamo cominciare. Allora, il Veneto è una delle poche regioni a non applicare l'addizionale IRPEF. Cominciamo subito con una domandina. Ecco. E, secondo te bisognerebbe mantenere questa scelta oppure si dovrebbe valutare l'introduzione di una tassa regionale sui redditi? Beh, questo ovvio che dobbiamo fare una premessa, che mettere le mani nelle tasche dei cittadini non piace a nessuno e quindi tantomeno alla politica e alla parte amministrativa che è chiamata a fare determinate scelte. È ovvio che io ho partecipato, come ben detto, per 5 anni all'amministrazione regionale in qualità di assessore al bilancio e abbiamo fortemente voluto, soprattutto in una fase anche importante nei rapporti con Roma, della delega, dell'autonomia, insomma ricordiamo che è stata votata nel 2017, quindi eravamo anche in una legislatura che aveva questa come attività predominante quella di istituire semmai un ritorno di alcune risorse e di competenze in capo territoriale piuttosto che riversare invece i problemi nelle tasche dei cittadini e dei lavoratori autonomi. Quindi diciamo che fino all'ultimo anno di amministrazione Zaia, quella uscente, l'addizionale non c'è, come hai detto bene. Siamo tra le poche regioni che oggi non ce l'hanno, è altrettanto vero che negli anni, non faccio polemica con i governi di centrosinistra o centrodestra, non è quello il tema, ma ci sono stati continui tagli agli enti locali a partire dalle città e quindi dalla città di Venezia dove ci troviamo, ma per finire alla regione Veneto, e questo consente di limitare sempre di più lo spazio d'azione. Quindi ormai possiamo dire che da quello che sento, da quello che leggo, e riprenderemo in mano i numeri del bilancio non appena ci sarà l'apertura di questa legislatura e speriamo con buoni risultati, per capire se ci sono le condizioni per continuare in questa regione, chiamiamola tax free come veniva definita, o se ci sarà l'esigenza di mettere mano e in quali fasce di reddito poi mettere mano con un addizionale IRPEF che io personalmente, sentiremo il partito e la coalizione, ritengo che se mai dovesse essere debba diventare una tassa di scopo, nel senso che sarà importante capire assieme alle attività, alle associazioni di categoria del mondo economico, del terzo settore, del sociale, quelli che oggi stanno soffrendo maggiormente dovranno essere i nostri stakeholders e i nostri interlocutori principali per capire dove andare a mettere semmai queste risorse che vengono chieste ai cittadini, perché credo che il saper ascoltare e poi posizionare nello scacchiere le risorse sia comunque un elemento assolutamente fondamentale. Non sono per un addizionale che arrivi nelle casse regionali e poi venga disperso nei meandri di 1000 rivoli del bilancio regionale. Certo.
Ecco, proseguendo dal punto di vista così economico del bilancio della Regione, quali sono le priorità di spesa che intenderesti difendere o potenziare nel prossimo bilancio regionale? Beh, sempre partendo dal fatto che un buon politico, un buon amministratore parte dall'ascolto, no? Quando sai ascoltare sei già a metà dell'opera, perché hai capito quali situazioni e quali criticità emergono. Io devo anche dire che nel mio lavoro di professionista e tributarista ho un vantaggio, che è quello di avere una palestra davanti, certo. Nel senso che il tuo interlocutore, il tuo cliente ti racconta e ti narra quelle che sono le difficoltà quotidiane del mondo dell'impresa, no? Quindi capiamo dove c'è o ci sarebbe da iniettare risorse, e qua penso al mondo dell'impresa per la formazione dei giovani, penso al fatto di quello che oggi viene a mancare nella forza lavoro, ne parleremo magari anche in termini di turismo, ma insomma anche nel lavoro quotidiano delle nostre piccole e medie imprese, che è veramente il cuore pulsante poi dell'economia veneta. C'è questa richiesta di attingere o arrivare a formare, quindi investire sulla formazione e lavoro dei giovani, ma perché no il mondo dell'associazionismo e del volontariato sono veramente l'elemento fondamentale per la vita quotidiana, specialmente parlo delle fasce più deboli, quindi degli anziani, ma anche dei giovani, delle famiglie che hanno i bambini e quindi da portare dal nido, quindi a 1-3 anni, o all'infanzia a 3-6 anni, con le scuole paritarie che sono un fiore all'occhiello per quanto riguarda l'educazione dei nostri ragazzi. Quindi manterrei e potenzierei soprattutto l'aspetto educativo, sociale, volontariato e iniezione nel mondo dell'impresa, perché su questo lasciatemi dire che dobbiamo anche uscire, secondo me, dallo stereotipo che i nostri figli devono essere tutti medici, ingegneri, avvocati. Stiamo perdendo quella manualità e quella forza lavoro che invece può intraprendere e far arrivare a nuovi imprenditori di successo anche quelli che oggi si occupano banalmente delle nostre manutenzioni, delle nostre attività artigianali, di tutto quello che oggi viene a mancare. Pensate, molta richiesta, pensate se oggi dovessimo chiamare, piove, un nostro elettricista perché abbiamo un problema elettrico, un idraulico perché abbiamo un problema idraulico, o anche di infiltrazioni con impermeabilizzazioni eccetera, facciamo fatica a trovare imprenditori che arrivino. Ecco, dare la possibilità attraverso il nostro artigianato e il know-how veneto, che ha una creatività enorme, potenziare nuova forza lavoro perché si crei un mondo di impresa, di ricchezza, ma appunto di sviluppo e di potenzialità per i nostri giovani è assolutamente fondamentale. Ecco, prima citavi il discorso del referendum che abbiamo fatto vari anni fa, e quindi il Veneto sappiamo che da anni chiede più autonomia fiscale. Se non arrivasse per qualche motivo, quale sarebbe il piano B per tenere in equilibrio il bilancio, visto anche i tagli di cui accennavi prima? Non è, infatti la domanda è assolutamente puntuale, ecco perché bisogna che comunque dal punto di vista politico il Veneto faccia come dire, una task force rispetto a Roma, e quindi sia in modo trasversale forte da andare a dibattere nei tavoli romani, perché insomma 8 anni sono passati, non sono pochi, e quindi la suggestione di avere nuove forme di autonomia che sono anche legate semplicemente all'espletamento delle funzioni, no? Ne parlavamo prima, se oggi il Veneto potesse avere quelle stesse risorse per gestire la funzione del turismo, molto probabilmente riuscirebbe a creare un effetto volano più importante di quelle che sono le risorse che materialmente il Ministero ti catapulta sul territorio, magari senza avere delle situazioni predominanti sulle quali agire. Quindi assolutamente quello di fare un'azione politica forte, dobbiamo imparare forse dal Sud Tirol, quindi da qualche altra regione a statuto speciale, che bianchi, rossi o verdi, quando si arriva a portare a casa per il territorio, questo è fondamentale, per scongiurare se non altro i tagli. Poi dall'altra parte io credo che ci sia sempre più bisogno, l'ho visto da sindaco ma anche nelle mie attività politiche, sempre più bisogno di un amministratore che diventi amministratore del suo territorio quasi come fosse un regime di impresa, no? Creare quelle operazioni volano che possono mettere insieme quel servizio che devi dare alla tua comunità, ma che possano essere anche sostenibili.
quindi un politico amministratore del proprio territorio, perché altrimenti corriamo il rischio di diventare come gli amministratori di condominio che dividono i millesimi condominiali di fatto con la fetta di torta che abbiamo, ma riusciamo a incidere poco su quelle che sono le dinamiche politico-amministrative. Qualche volano di interesse si può creare assieme al mondo dell'impresa, per lo più ovviamente, e aumentare e potenziare quel partenariato pubblico-privato che mette in condizioni di arrivare a risultati utili per entrambi le situazioni, per chi ha un ruolo amministrativo pubblico di dare risposte e per il privato che chiede di accelerare, di essere ascoltato e che ha l'effetto burocrazia, l'effetto anche politica locale che molto spesso è da intoppo più che da tappeto rosso, come si suol dire. Ecco, noi sappiamo, sempre parlando delle imprese, del tessuto produttivo veneto, che si basa soprattutto su PMI e partite IVA. E come potrebbe la Regione sostenere l'innovazione, la digitalizzazione e lo sviluppo internazionale delle imprese locali? Perché adesso bisogna chiaramente guardare sempre fuori i nostri confini. Noi abbiamo una peculiarità che è molto diversa dal sistema paese, no? Le nostre imprese prevalentemente sono piccole e medie imprese, dove il titolare con la moglie e con i figli lavora dalla mattina alla sera, dove i collaboratori sono considerati quasi dei propri figli, no? Quindi se tu hai 5-10 dipendenti, alla sera magari si fermano anche a mangiare assieme, e quindi è una situazione diversa da come concepisce Roma lo Stato e il mondo impresa. Sembra sempre che ci siano le Fiat di turno e quindi quelle imprese che superano i 250 dipendenti. Noi questo aspetto qua lo avremmo forse al 2% in Veneto e il 98% è fatto da altro. Per cui quel know-how, quella tecnologia, quel saper fare è già nelle corde dei veneti. L'abbiamo visto e l'hanno dimostrato nel periodo Covid, no? Quando c'era da invertire la rotta, modificare i propri mercati, ma anche semplicemente creare le mascherine in 48 ore, hanno modificato i propri macchinari e hanno reso possibile tutto questo. La Regione ha degli strumenti e ha anche delle società partecipate, Veneto Lavoro, Veneto Innovazione, ci sono già degli strumenti importanti, ma iniettare risorse perché si possa potenziare e dare linfa a queste piccole e medie imprese che hanno bisogno di essere sostenute è fondamentale, e lo aggancio alla proposta che facevo prima, quella di anche creare quell'artigianato e quella continuità aziendale attraverso i nostri lavori banalmente di manutentivi o poco altro, che sono assolutamente fondamentali per il futuro, perché quando andranno in pensione i nostri ultimi artigiani abbiamo poco rincalzo. Ecco, la macchina regionale può essere utile con investimenti mirati a tutto questo. Certo. Ecco, cambiamo argomento, parliamo del turismo. Allora, il Veneto ha tutto, come diciamo sempre, dal mare alla montagna, al lago, all'altipiano e ai fiumi, ed è una regione bellissima, se non la più bella, ma è una delle più belle. Però le varie città, quindi a cominciare da Venezia, ma anche a Verona, c'è questo grosso problema dell'overtourism che impatta moltissimo sulla vita quotidiana dei cittadini, creando delle forti difficoltà. Parliamo del nostro piccolo, che non è neanche tanto piccolo, parliamo di Venezia. Ecco, la Regione avrebbe degli strumenti per aiutare in questo senso, per dirimere delle questioni, per poter risolvere quantomeno questo peso gravoso, anche perché sappiamo che il turismo è un'industria pesantissima che tra l'altro non produce neanche degli alti redditi, e quindi insomma c'è questo grande afflusso, però come ritorno c'è poco. No, certo, no, ma il tema di Venezia, che è una centralità fondamentale per tutta la regione, perché insomma the land of Venice si parte da là ogni volta che si parla del Veneto, e mi pare che questo brand sia assolutamente fondamentale. Poi, come hai detto bene, secondo me il patrimonio dell'UNESCO è l'intera regione, perché se partiamo dalle Dolomiti con le colline del Prosecco arriviamo a Venezia, passando per le città d'arte, per i laghi eccetera, ogni angolo in cui ci si giri in Veneto c'è qualcosa di prezioso, qualcosa di bellissimo, no? Quindi il turismo, lo diciamo spesso, 19 miliardi di fatturato, oltre 75 milioni di presenze, con Venezia che fa da fulcro. E questa Venezia serve per tutto il litorale dell'Alto Adriatico, ma non solo per il litorale, per poi l'intero Veneto. Quindi dare una connotazione a Venezia che sia quella
di una vacanza importante e che diventi emozionale anche per il turista e possa raccontarla quando ritorna a casa, non solo per ritornarci lui stesso, ma anche per fare un volano comunicativo, credo che sia l'effetto migliore. Su questo bisogna ovviamente porre attenzione a quelle criticità che ha una città come quella che è Venezia rispetto a un turismo di massa che poi crea appunto criticità enormi. Quindi lasciando le competenze comunali rispetto a quelle regionali, perché ci sono delle questioni che devono essere risolte direttamente da regolamenti comunali e quindi entriamo magari a gamba tesa su questioni che non vorrei fossero magari da altri, però è altrettanto vero che la regione non può non vedere Venezia come quel volano che serve poi per tutta la regione, per cui innestare la propria marcia e quindi la propria benzina da mettere sul motore assieme all'amministrazione comunale per cercare di rendere appetibile Venezia, magari anche sulla questione del ricettivo, di tutte le tematiche che leggiamo spesso sul giornale, e di scongiurare sempre più magari la quotidianità del turista di massa rispetto piuttosto alla qualità del turista che arriva, riceve servizi adeguati, riceve comunque un'ospitalità importante, che è quella che gli permette di fare quel volano che dicevo quando torna a casa e mostra e spiega un'emozione unica. Ecco, questo secondo me è l'elemento da mettere insieme. Non si fa dall'oggi a domani, si fa con un percorso che è anche culturale, però io credo che bisogna cominciare anche qua dall'ascolto di chi opera quotidianamente sul settore e quindi dai nostri commercianti, dagli operatori eccetera, che vogliono bene a Venezia, ma non deve essere una Venezia speculativa per portare a casa oggi, ma un investimento per il futuro, perché Venezia è per sempre. È meglio a lungo termine, certo. Ecco, cambiamo ancora argomento e parliamo di un'altra questione molto sentita e di grande attualità, che è quella della situazione della sanità in Veneto. Allora, la nostra sanità è chiaramente riconosciuta come una grande un'eccellenza, però sappiamo tutti che oggi è sotto pressione per vari motivi, tra cui quella della carenza di personale, sia medici che infermieri, e delle lunghe liste d'attesa. Quindi, quali interventi concreti penseresti di proporre nella nuova legislatura della Regione? È un tema delicato. Allora, parliamo di risorse. Non ci sono risorse che arrivano direttamente dalla Regione Veneto, ma sono finanziate dal Fondo Sanitario Nazionale. Il Fondo Sanitario Nazionale è quello strumento che va a calare sulle realtà territoriali con degli algoritmi ovviamente in base alla densità, agli abitanti eccetera eccetera, quelle risorse che poi servono alla cura, in questo caso dei veneti, quindi 5 milioni di veneti con un fabbisogno che si aggirava adesso più o meno quando ero io attorno ai 10 miliardi di euro, che arriva appunto dal Fondo Sanitario Nazionale, che non è altro che la commissione di tutte quelle imposte IVA, IRES, IRPEF eccetera, che poi vengono trasportate e calate sulle realtà. Quindi è chiaro che abbiamo una regione dove c'è un innalzamento del medio dell'età, che ovviamente fa bene perché è assolutamente positivo, però una propensione alla cura che aumenta rispetto ad altre regioni dove la media degli abitanti è più bassa e quindi con una propensione minore. Ma le quote capitarie poi sono quote che arrivano da Roma in egual misura, appunto grazie a questo tipo di algoritmi. È chiaro che, lo hai detto bene, uno dei temi è le liste d'attesa, i pronti soccorsi, le tematiche che da tanti anni vengono citate e affrontate. Dovremmo, quindi anche qua Roma prevalentemente, ampliare intanto le risorse a disposizione e poter iniettare nuove risorse, ma soprattutto cercare di formare e di pagare i medici un po' di più, perché altrimenti il problema è che le strutture private ci portano via e c'è la fuga di medici. Come si pone secondo rispetto a questa cosa? Qua bisogna, allora il privato serve, io non sono contro il privato, perché il privato riesce ad arrivare prima con la strumentazione, con la dotazione, con macchinari d'avanguardia sicuramente, quindi riesce ad arrivare prima, ma non deve essere spostata l'attenzione dal pubblico al privato, ci vuole una giusta commistione, quindi laddove ci sono liste d'attesa, difficoltà, si fanno i famosi budget, si danno le risorse alle strutture private che sono veloci nel buttarti fuori e eliminarti liste d'attesa importanti. Quindi assolutamente valore privato, ma il pubblico, per poter essere
concorrenziale col privato, deve investire in attrezzature tecnologiche e all'avanguardia che il privato invece acquista più velocemente, ma soprattutto deve pagare di più i propri dipendenti, in particolar modo il personale medico, perché altrimenti diventa per forza di cose attratto da contrattualistiche diverse che il privato riesce a fare e ovviamente mette in difficoltà quella che è la rete. Quindi c'è un gioco da fare sempre con Roma, perché in questo caso la regione ovviamente non ha le risorse da iniettare, ripeto, arrivano dal Fondo Sanitario Nazionale, ma i giusti rapporti di peso con la conferenza Stato-Regioni, le commissioni preposte eccetera sono quelle che devono dare una risposta al Veneto e alle carenze che ha e alle difficoltà che ha, perché da qui si può solo peggiorare se non si mette mano, perché purtroppo dicevo la nostra innalzamento dell'età media da una parte è l'elemento di pregio e di cui vantarsi, perché ovviamente vuol dire che si sta bene e c'è una vetustà importante, però dall'altra parte c'è anche un impegno e una propensione alla cura che è sempre più elevato. Se aggiungiamo quello al fatto della acuzie e quindi del fatto di essere poi ricoverati nell'ospedale piuttosto che la comunità, il fatto di rimanere a casa e poter essere curato da servizi adeguati è altrettanto importante, perché allora diventa meno ospedalizzato il paziente, ma diventa più curato nella sua routine quotidiana, che è quella all'interno della sua casa di abitazione, con un personale che possa essere adeguato ma senza perdere le proprie abitudini. Anche questo è un elemento su cui investire e che su cui il terzo settore chiede risposte alla politica. Assolutamente. Ecco, ci stiamo avviando verso la conclusione. Dicevamo prima che tu sei stato vicepresidente della regione, quindi a parte l'assessorato al bilancio, però come vicepresidente sicuramente tu hai avuto anche una visione d'insieme di tutto quello che può interessare e che incide sulla nostra regione, quindi hai avuto l'esperienza di anni. Come vedi, sempre dal punto di vista generale, i prossimi 5 anni, come vorresti che diventasse o che magari si mantenesse la nostra regione per i prossimi 5 anni? Allora, la regione è stata amministrata negli ultimi 20 anni, credo, in modo efficace e importante. Ci sono state importanti infrastrutture, ci sono stati dei lavori assolutamente fondamentali, anche in momenti di vacche grasse dove c'erano più risorse, penso solo al passante, penso adesso alla pedemontana, penso a infrastrutture che sono importanti, penso agli investimenti sugli ospedali e quindi tutti i temi sui quali i veneti hanno potuto toccare con mano la velocità, ma anche, come posso dire, la bellezza di poter amministrare oggi un Veneto con disponibilità che sono quelle che ci vengono erogate dagli stessi cittadini mettendo mani alla pressione fiscale che già hanno. Però io ho avuto la possibilità di amministrarlo, di vedere le potenzialità inespresse che può mettere in campo il Veneto, le criticità che hai ben evidenziato e che abbiamo anche discusso oggi. Quindi io credo che oggi ci debba essere prima di tutto una classe dirigente che sappia ascoltare, perché siamo a un passaggio importante dove non si parla solo di un nuovo presidente di regione, ma di una giunta quasi totalmente nuova, perché la legge col vincolo dei 2 mandati lascia tra virgolette a piedi l'80-90% della giunta, e quindi una nuova classe dirigente che ha davanti una governance del Veneto per i prossimi 10 anni, con degli stakeholders che sono alla finestra e che hanno moltissime aspettative. Quindi ci vuole passione, ascolto, competenza e cercare di mettere in moto da subito. Il primo passo sarà il bilancio di previsione che già inietta le risorse per il 2026, ma non un bilancio che guardi al 2026, ma che cominci a guardare in prospettiva ai prossimi 10 anni, perché altrimenti saremo come quelli che guardano al like sui social di oggi, ma non pensano a quello che sarà la programmazione di domani. Ecco, la vera sfida è di creare una classe dirigente politica, del centrodestra possibilmente ovviamente, perché di questo faccio parte, ma che sappia guardare ai prossimi 10 anni e alle esigenze dei veneti, come? Partendo dall'ascolto, perché i veneti sanno parlare alla politica, la politica deve saper ascoltare quelli che sono i bisogni e trasformare con le poche risorse che ci sono, perché poi la coperta è sempre corta, però io credo che insomma si possa continuare su quello che di buono è stato fatto, e non è che se arriva qualcun altro a buttare a mare quello di buono è stato fatto, però
ripartendo anche dalle criticità dove magari qualcosa è stato tralasciato e quindi invece saper ascoltare per metterlo a regime. Certo, c'è una cosa che per esempio i cittadini che naturalmente dialogano con noi verificano non solo a livello regionale ma anche comunale, cioè diciamo i contrasti che ci sono sempre stati, ma è anche giusto che ci siano, tra una maggioranza e un'opposizione, quindi tante volte perdendo di vista qual è l'obiettivo principale, che è quello del bene della regione in questo caso. Quindi la raccomandazione che io, diciamo, di cui mi faccio l'attrice appunto, è quella di riuscire a cercare un metodo per fare più cose insieme. Guarda che ti dirò, e mi ha dato uno spunto, che per assurdo l'ultima legislatura, che è stata una legislatura, possiamo dire, bulgara, no? Sì. Dove quando finisce che ci sono 50 consiglieri, magari per chi non lo sa e ci ascolta, ci sono 50 consiglieri, ne hai 40 di maggioranza e 10 di opposizione, fai fatica perfino a raccogliere le firme per fare un consiglio straordinario, no? Quindi il fatto di avere in una prossima legislatura degli equilibri diversi, perché saranno diversi, e quindi saranno magari 30 a 20, 35, ci sarà comunque un riordino anche del Consiglio regionale con una distribuzione un po' più equa, secondo me questo è anche il sale della democrazia, no? Perché alla fine se tu hai la tua maggioranza e vai avanti a tamburo battente perché hai i numeri e butti avanti i provvedimenti eccetera, non sempre sei sulla strada. Cioè, lo stimolo che dicevi tu deve essere uno stimolo che arriva dall'opposizione costruttiva, che però ti dà elementi perché la maggioranza possa anche dirottare e portare la nave in porto in modo diverso da come aveva pensato. Quindi credo che se è usata con l'intelligenza corretta di chi ha un ruolo e una responsabilità di maggioranza e chi ha un ruolo di opposizione che è di stimolo propositivo, le cose vengano anche meglio. Certo, anche perché tu facevi riferimento all'ascolto, quindi l'ascolto non soltanto delle persone, appunto come dicevi tu, degli stakeholder, ma anche delle persone. Certo. Ecco, quindi allora, come ultima cosa, come abbiamo sempre fatto, io ti chiedo adesso di rivolgerti alle persone che ci stanno seguendo e dire loro perché dovrebbero votarti. Ma io chiedo il voto perché sono un uomo del territorio, sono partito orgogliosamente dal mio territorio, dal mio comune, ho fatto tutti quegli step anche importanti che sono stati prima elencati dalla Presidente e oggi mi ripresento ai Veneti con la stessa passione, con la stessa esperienza, con la stessa determinazione per dare il meglio di me e per amministrare al meglio il nostro Veneto. Quindi per questo chiedo a voi di poter riporre fiducia sul mio nome votando Forza Italia e scrivendo Forcolin. Bene, allora io ti ringrazio Gianluca Forcolin, che ricordo che è candidato al Consiglio regionale nella lista di Forza Italia alle prossime elezioni del 23 e 24 ottobre. Io vi ringrazio, novembre scusate, è l'età, e vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo incontro con un altro candidato. Grazie e arrivederci. Arrivederci.